Sono in compagnia di Marco Marchi, allenatore di questi allievi d'Atletico Nuoro, vittoriosi anche oggi qua nel derby con la Polisport. Marco, classica partita di fine stagione dove però avete messo in luce le vostre qualità, no? Il palleggio, il gioco palla a terra e anche dei bei gol. Sì, vabbè, in pratica la conclusione di una stagione che abbiamo iniziato con un gruppo di ragazzi del 99-2000, la stiamo concludendo con qualche 2001 all'interno e siamo abbastanza contenti del lavoro che i ragazzi hanno fatto. Oggi, a parte il caldo e la giornata, poi era una forma di derby perché 4-5 ragazzi giocavano con la Polisport, hanno diciamo così, presenziato e fatto una partita più che altro di voglia più che di qualità, perché in effetti non è stata una gran gara, qualcosa si è visto ma ci sta tutto, ecco, tra il caldo, fine stagione, risultati acquisiti, ci sta insomma. Ecco, voi siete arrivati secondi dietro la Torres che avete battuto qui a Nuoro, quindi insomma resta anche la soddisfazione di avere frenato una delle grandi del calcio sardo, possiamo dire. Sì, è una squadra che è stata costruita con tutti i 2000 per fare un campionato nazionale. Secondo me comunque è la miglior squadra a prescindere dai risultati o dai passi falsi che possono aver commesso e quindi ritengo che la classifica sia corretta e abbia espresso quelli che sono i valori dell'annata. Ecco, tu Marco sei tornato ad allenare calcio giovanile, ritorna alle origini possiamo dire, è sempre una soddisfazione far crescere i giovani, insegnargli insomma la tecnica, la tattica. Oggi c'è molta necessità di questo tipo di lavoro con i ragazzi che molte volte vanno in prima squadra poi a fare fuori quota e non sono sempre preparati. Sì, no, mi ha fatto piacere, il problema è che io ho fatto questa scelta un po' legata a dei problemi familiari che mi sono trascinato per 2 o 3 anni, tant'è che avevo lasciato il Taloro appunto per dei problemi personali. Da novembre purtroppo insomma, le cose si sono risolte, purtroppo per noi insomma, c'è stata una mancanza, un lutto. E quindi ho ripreso a lavorare con i ragazzi anche perché ho avuto la disponibilità della società che assieme a Paolo Martello, che ormai da qualche anno collaboriamo, mi ha permesso di essere presente al campo compatibilmente con gli impegni familiari e quindi ho fatto questa esperienza, però ti confermo che ho trovato purtroppo delle situazioni che pensavo fossero un pochino migliorate in quest'arco di tempo che io non allenavo più i ragazzi, cioè in effetti ci sono delle deficienze tecniche e qualitative di cui una buona parte di responsabilità penso che sia dovuta a noi allenatori, o meglio istruttori di settore giovanile per essere più corretti. Per chiudere, che cosa hai detto ai ragazzi a fine partita? Avete rischiato anche di essere raggiunti, no? Stavate controllando nel secondo tempo, poi avete riaperto un po' la gara e la Polisport ci credeva. Ma ti ripeto, non è che in questa fase riesci a incidere più di tanto, i ragazzi hanno già un risultato acquisito già dalla settimana scorsa, per cui è normale che la concentrazione non sia massima, la voglia di fare non sia quella che ti aspetti, però gli ho detto bravi come sempre a prescindere dal risultato, insomma a questo punto guardi le cose positive e cerchi di incidere su quelle un pochino più negative e possibilmente cercare di avere un valore un pochino più elevato per preparare questi ragazzi per poi lavorare con quelli più grandi. Se poi qualcuno di loro dovesse fare fuori quota dalla promozione in su, io sono il primo ad essere contento. Ecco. Certo. Mi auguro di avergli dato qualcosa durante quest'anno di lavoro. Benissimo Marco, ti ringraziamo, complimenti comunque a te e all'Atletico per l'ottimo campionato disputato e in bocca al lupo per l'ultima partita. Grazie.